organizzazione dei produttori di Trapani e delle isole Egadi ci ha portato un bellissimo sgombro, qualcuno in più di uno, ma intanto noi ne lavoriamo uno. E con Nino ci siamo detti come lo prepariamo e abbiamo deciso di utilizzare un altro grande piatto della cucina siciliana, che è la caponata, che è un piatto che nasce dal pesce, nasce con il pesce, dal pesce capone, quindi un pesce di gusto forte, un po' selvatico, e lo sgombro, quindi diciamo andiamo sulla stessa tipologia. Quindi stiamo stiamo affettando lo sgombro. E ora io preparo la padella. Dopo che abbiamo tagliato il nostro sgombro, lo andiamo a cuocere. Passiamolo sempre nella farina in modo tale che quando si cuoce resta più compatto e un po' più croccante. Passiamo alla cottura. Il pesce molti amano mangiarlo crudo e fanno bene, l'importante è averlo abbattuto, ma se lo cuociamo facciamo una cottura delicata. Una breve frittura. Ok, il pesce è quasi pronto. Passiamo all'impiattatura. Usiamo la caponata come base. Andiamo mettendo le fettine del nostro sgombro. Due foglioline di basilico per dare un po' di colore al piatto. Mettiamo delle mandorle tostate, mandorle siciliane di noto, filo d'olio d'oliva sempre, ed ecco il nostro piatto pronto.